2 anni fa era finito al centro della cronaca perché coltellato dal padre, ma stavolta è stato arrestato lui, l'ex talento del rugby pietergino Allison Gobb, con accuse molto pesanti. Il giorno di Vittorio Veneto, la morte di Renato Fava, uno degli amici più stretti, racconti di aver visto il 62enne la sera dell'aggressione, costatagli la vita. Orribile dramma a Bruniera, ai confini con la Marca trevigiana, 74enne ucciso da 2 cani da difesa che appartengono alla cognata in gravi condizioni, la moglie dell'uomo. Un 36enne e una 30enne bloccati dai carabinieri ad Asolo mentre stavano per alzare un'abitazione, la donna percepiva il reddito di cittadinanza. Maestra rimprovera all'alunno di scuola primaria, viene spinta a terra dal ragazzino, chiamata un'ambulanza per la donna, è successo a Oderzo, sconcerto in città. Il prefetto di Treviso convoca i sindaci del Piave per fare il punto della situazione un anno dopo la piena che allagò quasi tutti gli edifici presenti in Golena. In discussione l'incentivo a lasciare quelle case. Un anno fa moriva Sara Anzanello, la campionessa di pallavolo di Ponte di Piave, ora la sua vita raccontata in un libro che lei stessa ha scritto e che i genitori e il compagno hanno pubblicato. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, bentrovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, un'ampia pagina di cronaca in primo piano a partire dalla vicenda dell'ex talento del rugby pietergino Allison Gobbo. Lo ricorderete, 2 anni fa era finito al centro della cronaca perché accoltellato dal padre durante una violenta lite. Stavolta però è stato lui ad essere arrestato con accuse anche molto pesanti. Avrebbe più volte minacciato di darle fuoco e di bruciarle la casa. Con l'accusa di lesioni ed atti persecutori nei confronti della ex compagna è finito in carcere Allison Gobbo, 26enne di origini brasiliane, residente nello Pietergino. Il giovane, ex talento del rugby, è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Treviso in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare della magistratura. Un passato turbolento, quello del giovane rugbista, già colpito da precedenti provvedimenti per maltrattamenti nei confronti dei genitori adottivi. Ma a finire al centro della cronaca nel settembre di 2 anni fa era stata la violenta colluttazione con il padre, Gabriele Gobbo. L'uomo, durante un litigio con il figlio rientrato a casa ubriaco, lo colpì con un coltello all'addome. Il padre venne arrestato per tentato omicidio, accusa poi caduta. Il figlio, Allison, si salvò dopo una delicata operazione chirurgica. Lui stesso, dal letto d'ospedale, ci raccontò l'accaduto. Ero ubriaco, abbiamo cominciato a litigare io e mio papà e abbiamo cominciato a litigare in maniera molto accesa. Dopodiché credo che abbiamo, perché questa parte qua io non me la ricordo, me l'ha raccontata mia mamma, credo che abbiamo cominciato a metterci le mani addosso io e mio papà, e dopodiché niente, penso che lui, per cercare di fermarmi più che altro, non perché voleva farmi del male ma perché voleva cercare di fermarmi, ha fatto quello che ha fatto. Un periodo difficile dal quale il giovane rugbista sembrava intenzionato ad uscire, come ci disse 2 anni fa. Adesso vediamo cosa succederà. Io voglio solo pensare a rimettermi in sesto e a pensare a cosa poter fare per salvare il salvabile della mia famiglia. Le cose però sono andate diversamente. Questa volta i problemi Allison Gobbo li ha avuti con la compagna. Una volta terminata la relazione, la donna è stata oggetto degli atti persecutori che hanno portato l'ex rugbista in carcere. Adesso il giallo di Vittorio Veneto, la morte di Renato Fava, uno degli amici più stretti dell'uomo, racconta l'ora passata insieme al 62enne la sera stessa dell'aggressione e poi, secondo gli inquirenti, probabilmente costatagli la vita. Sentiamo. Gli ho chiesto se voleva venire da me, l'avrei ospitato volentieri, mi ha detto di no, si sentiva stanco e voleva andare a casa. Qualche giorno dopo ho saputo che era morto. Le parole di Luca Della Giustina, 45 anni, raccontano delle ore immediatamente precedenti alla violenta aggressione che avrebbe causato la morte di Renato Fava. Il giallo di Vittorio Veneto, sul quale stanno indagando i carabinieri dopo la riesumazione della salma del 62enne. Indagini che si stanno concentrando anche sulle frequentazioni più strette dell'ex artigiano marmista. Luca è un vecchio amico di bevute di Fava e quella sera fatale, il 19 settembre, lo aveva incontrato come tante altre volte al bar Porta Fortuna di Via Carso a Sant'Andrea. Erano le 9:30 circa, racconta il 45enne, lui era già lì. Abbiamo chiacchierato e bevuto un po' di ombre, era in vena di offrire perché raccontava di essere stato pagato per alcuni lavoretti che faceva saltuariamente. Era tranquillo, un po' alticcio, ma certamente non preoccupato di qualcosa. Un incontro che, stando al testimone, dura circa un'ora
e durante il quale Fava mostra una banconota da 20 euro per far capire all'amico e ai presenti che non stava scherzando, che aveva i soldi per pagare da bere. Un'ora a parlare del più e del meno, prima dentro poi fuori dal bar, fin quando Luca decide di andarsene e offre a Fava l'ospitalità. No, sono stanco e domani mattina devo svegliarmi presto perché devo lavorare ancora, avrebbe detto il 62enne. Secondo Luca, i due si erano incamminati per il ritorno, ma subito divisi. Fava dunque avrebbe optato, secondo il racconto, per il suo ricovero abituale, il garage dell'ex supermercato di via Carducci, o forse la destinazione era un'altra. Ed è qui probabilmente la chiave del giallo, che nelle sue altre tessere vede un buco nell'attimo dell'aggressione, testimoniato dal borsello e dai fazzoletti di sangue trovati lungo la pista ciclabile. L'altra ipotesi, quella di una brutta caduta accidentale nel tragitto, non convince gli inquirenti vista l'apertura di un fascicolo in procura per omicidio. Poi, quella sera, il ricovero in ospedale dopo che un'amica l'aveva trovato ferito portandolo a casa. Fava che minimizzava e non parlava di agguati, ma la situazione che velocemente si aggravava fino a portarlo alla morte il 23 settembre. I funerali, la sepoltura, le voci sempre più insistenti in paese, i dubbi delle sorelle, la decisione degli investigatori e riesumare la salma per gli esami in corso sui tessuti. Per un giallo forse legato proprio a quei soldi guadagnati ed esibiti con orgoglio. Una tragedia, ci spostiamo ai confini con la Marca trevigiana, siamo a Bruniera nel Pordenonese. La tragedia occorsa nel pomeriggio quando un uomo di 74 anni, Avellino Corazzi, è stato aggredito e sbranato da due cani da difesa di proprietà della cognata. L'uomo è morto sul posto, aggredita dai cani anche la moglie che ora si trova in gravi condizioni in ospedale. Uno dei due cani è stato già abbattuto. Secondo la prima ricostruzione l'uomo è andato in casa della cognata separata dalla sua da un giardino per dare da mangiare agli animali che si trovavano soli nella proprietà. Stando alle testimonianze erano anni che l'uomo frequentava la casa e quindi conosceva bene quei cani. Di fatto invece gli animali lo hanno attaccato, momenti concitati, l'uomo ha chiesto anche aiuto, in suo soccorso è arrivata la moglie che è stata a sua volta aggredita in modo grave dagli animali. Il figlio della vittima, aggredito anche lui, è riuscito ad abbattere uno degli animali. Una tragedia davvero terribile e incredibile, quella avvenuta ai confini con la Marca trevigiana nel Pordenonese. Rientriamo adesso invece nella Marca ed è un altro avvenimento di cui si discute in queste ore, completamente diverso. Siamo a Oderzo ed è il caso dell'alunno di quinta elementare che ha spinto a terra una maestra. Spinta dall'alunno perde l'equilibrio e cade a terra. Non riporta lesioni ma resta talmente scioccata da dover ricorrere alle cure del pronto soccorso. Protagonista una maestra elementare di Oderzo. L'episodio martedì al termine di una lezione nel corso della quale l'insegnante aveva ripreso l'alunno probabilmente per un comportamento un po' troppo vivace. L'allievo evidentemente non ha gradito il rimprovero ed ha reagito andando contro l'insegnante che, colta di sorpresa, è caduta a terra accusando un malore per il forte shock. Sulla vicenda la scuola tiene il massimo riservo vista la giovanissima età del protagonista. Un episodio che dopo il caso del ragazzino tredicenne aggredito e picchiato con la catena della bicicletta a Gorgo al Monticano da un gruppetto di bambini delle elementari riapre il dibattito sulla violenza tra giovanissimi ed il ruolo di scuola e famiglia nell'educazione dei bambini. Io penso che questi bambini vivono in ambienti molto stressati, conduciamo una vita terribile al giorno d'oggi, quindi i genitori saranno stanchi, i bambini vivono in un ambiente poco favorevole e ne risentono in questo senso. Io mi ricordo nella mia infanzia che i cartoni animati parlavano d'amore, di queste bellissime cose. Purtroppo negli ultimi anni, sto vedendo un figlio di 13 anni quasi, parlano tanto di violenza, poco di amore e rispetto. Penso che sia anche dalle famiglie. Penso che di base ci sia il discorso educazione dei genitori, indiscutibilmente. Poi ci sono delle patologie che per carità qui non ci piove, però principalmente io penso che vada controllato un po' tutto quanto, insomma. Penso che non ci sia più rispetto per una persona come una maestra, un professore e quindi sono molto delusa e amareggiata. Ladri in azione, bloccati però dall'intervento dei carabinieri, accade ad Asolo, protagonisti un 36enne di Riese Piodecimo e una donna trentenne di Montebelluna, entrambi appunto erano in azione, hanno scavalcato la recinzione di un'abitazione
per rubare all'interno dell'abitazione, ma sono stati bloccati dai carabinieri che li stavano pedinando. L'uomo è stato identificato come responsabile anche di un furto avvenuto sempre ad Asolo il 18 ottobre, quando a una casalinga del posto erano stati sottratti 60 euro e un telefono cellulare. Nella loro auto sono stati trovati cacciaviti e un paio di guanti. La particolarità viene dal fatto che la trentenne di Montebelluna risulta essere un percettore di reddito di cittadinanza da qualche mese. Evidentemente quel reddito non bastava, i due sono entrambi pregiudicati comunque, quindi già noti alle forze dell'ordine per per il loro passato, soprattutto il 36enne di Riese, Pio X. A proposito di furti che diventano causa scatenante anche spesso di psicosi, c'è una zona della Marca Trevigiana particolarmente colpita in questi giorni, della zona del Montello, soprattutto tra Giavera, Volpago e Montebelluna, ma soprattutto appunto tra Giavera e Volpago, tanto da spingere i residenti anche a cercare di organizzarsi non solo con il controllo di vicinato ma anche con una sorta di ronde, ma l'amministrazione e i carabinieri invitano alla calma. I venuti qua sul mezz'ora e portare via tutto. Raffica di furti fra Giavera del Montello e Montebelluna, ladri scatenati nei fine settimana e con il calare del sole. Solo nell'ultimo mese le scorribande hanno messo a segno più di 3 furti a notte. Sono partiti da zona Volpago, hanno passato Selva e sono andati avanti per Cusignana, zona Cobavaria, Nervesa, Bidasio. Tante abitazioni prese di mira e qualche attività. Tra i residenti della zona è subito scattato il passaparola e ora c'è chi chiede vengano create delle ronde per mettere fine alle scorribande dei malviventi. Per questa sera è previsto un incontro nel centro per gli alpini a Santi Angeli per parlare di furti e sicurezza, controllo di vicinato e ronde. Una paura sempre più accentuata e alle volte un'esasperazione che sta portando a una vera e propria psicosi da furto. Rubano, però non bisogna crearsi una psicosi, questo voglio dire. Negli ultimi colpi messi a segno si è scatenata una vera e propria caccia al ladro con auto e trattori di ronda per ore e alle volte le segnalazioni hanno portato a degli eccessi, come quando degli operai sono stati scambiati per una banda di pericolosi ladri rischiando di essere linciati dalla folla, salvi solo grazie all'intervento dei carabinieri che nel frattempo invitano alla calma. Per il vice sindaco Guglielmo Baggio del comune di Giavera del Montello la preoccupazione è comprensibile, ma la degenerazione montata nei social e la sete di vendetta non deve risiedere nella comunità, con azioni in grado di disturbare l'intervento delle forze dell'ordine. Il 30 di questo mese, fine mese, il 30 di ottobre, abbiamo organizzato una conferenza, un incontro pubblico sul tema della sicurezza a cui parteciperà il comandante della stazione di Carabinieri di Montebelluna. Questo penso che sia il punto e le risposte giuste ed adeguate per fronteggiare la situazione. Il prossimo anno sul fronte sicurezza il Comune vuole implementare il servizio di videosorveglianza con l'arrivo di nuove telecamere. Pochi giorni ormai all'anniversario della tempesta Vaia e ve lo ricordo, la prossima settimana in prima serata vi proporremo un documentario realizzato proprio dalle reti Media e Nord-Est per ricordare un anno fa quella che fu definita una tempesta perfetta, purtroppo con tantissimi danni che ancora purtroppo vengono scontati dalle popolazioni della zona e non solo. Non ci fu solo la montagna, ricorderete, nella Marca Trevigiana ci fu anche il disastro sulla collina del Piave. Oggi, a quasi un anno di distanza, il prefetto ha convocato i sindaci del Piave. Immagini di un anno fa, quando al comando dei Vigili del Fuoco di Treviso si organizzava la protezione civile in attesa della piena del Piave. Passato un anno, in questi giorni non siamo nella situazione di allerta e proprio per questo il prefetto di Treviso ha convocato i sindaci per fare solamente il punto della situazione. Tanti gli interventi fatti dentro e fuori l'alveo del Piave, ma tanti ancora quelli che il prefetto ha chiesto di attuare al più presto. È stata ribadita la necessità di rivedere i piani di protezione civile di tutti i comuni, sono emesse una serie di situazioni, le casse di espansione, gli allagamenti, le misure per disincentivare il permanere delle persone nell'alveo. Un tema che soprattutto il sindaco di Ponte di Piave, uno dei più colpiti lo scorso anno, ha fatto proprio.
Le persone che sono lì e vanno anche tutelate. Per quanto riguarda le altre, per esempio con il bando che abbiamo fatto rispetto anche alle caseate, abbiamo dato la possibilità a chi vuole uscire di poter partecipare a questo bando. Altro grande tema è l'assetto idrico del fiume, con interventi sia di tagliopiante che di riposizionamento del fondo ghiaioso. Interventi che grazie alla Regione Veneto partiranno nei prossimi mesi, proprio quello di sistemazione e rialzo arginale. Ma è tutta la Marca costantemente monitorata per possibili criticità geologiche, partendo dalle frane in Pedemontana per arrivare alle possibili esondazioni della Bassa Trevigiana. Su tutto, ha ribadito il prefetto al termine dell'incontro, ci deve essere una maggiore informazione ai cittadini. Quindi comunicare bene, rendere le doti, usare un linguaggio anche che sia facilmente accessibile, quindi tradurre quello che è il linguaggio scientifico in un linguaggio semplice, di modo che ognuno sappia esattamente cosa deve fare per la propria incolumità. E a proposito del clima, vediamo cosa ci aspetta per i prossimi giorni, questo caldo anomalo, quanto durerà? Il caldo anomalo sta per finire. Per il fine settimana nella Marca è previsto un bel tempo con sole splendente per l'intera giornata sia di sabato che di domenica, ma da martedì le temperature minime e massime saranno in diminuzione ed in linea con la stagione. È evidente dalla cartina del servizio meteorologico dell'aeronautica come l'anticiclone, questa ampia zona di alta pressione, parte addirittura dalla Siberia, quindi verso ovest, sino a interessare praticamente tutta la nostra penisola e a portarsi, dopo la penisola iberica, addirittura sull'Atlantico. Questo costituisce un blocco ai sistemi perturbati, vedete evidente, che sono costretti a tenersi ben al di là delle Alpi. È un anticiclone molto vasto, quindi non durerà molto, però garantirà un fine settimana ancora all'insegna del sole, quindi del tempo quasi estivo e per temperature e per cielo sereno. Anticiclone che garantirà un bel tempo per il fine settimana. Solo nelle primissime ore ci saranno delle velature nel cielo, qualche banco di nebbia nelle zone interne, ma nulla più. Poi il sole sarà il vero protagonista. Bel tempo e temperature alte anche per lunedì. Poi da martedì avremo un cambio, un netto cambio, e perché arriverà un sistema perturbato, l'anticiclone si rompe, quindi porterà pioggia, qualche temporale nella giornata di martedì e poi di nuovo il tempo diventa di nuovo stabile, ma con un cambiamento importante. Le temperature si riallineano a questo periodo, quindi le minime che scendono veramente non sotto lo zero, ma sicuramente 2-3 gradi sopra lo zero, non di più. E per quanto riguarda le massime, ecco, non raggiungeremo certo più i 20 gradi, ma addirittura è previsto qualche giorno con 12, 13, 14 gradi di massima. Comunque per questo fine settimana dicevamo ancora minime 11-13 gradi, le massime dai 21 ai 23 gradi. Clima strettamente legato spesso al turismo, c'è un appuntamento importante, quello delle Dolomiti, patrimonio UNESCO. La Marca Trevigiana riuscirà a portare avanti questo percorso a livello turistico? Vediamo. Lancio del tocco per i diplomati al Master in Economia e Gestione del Turismo a Treviso. Più che un'occupazione, il varo di un vero e proprio settore che con le colline del Prosecco Patrimonio UNESCO nei prossimi mesi avrà una forte espansione. Questo Master opera da quasi 30 anni. In tutti questi anni i ragazzi che abbiamo formato si sono inseriti molto bene nel mondo del lavoro. Se vogliamo dare un numero, siamo fra il 95 e il 98% di placement, cioè i ragazzi che trovano lavoro sono quasi tutti. Le opportunità sono davvero tante. C'è chi lavora in hotel, c'è chi lavora nelle agenzie di viaggio, tour operating, o anche quelle professioni più nuove legate ad esempio al mondo del web, della comunicazione. Perché è qui il tallone d'Achille delle nostre imprese, in particolare quelle legate al patrimonio UNESCO e alle colline del Prosecco. Il centro invece è la conoscenza e l'informazione, che significa informazioni sui clienti, raccogliere dati sui clienti, informazioni su se stessi, su come è andata l'azienda. Pensare in maniera diversa all'accoglienza e soprattutto la proposta alla clientela, una linea di sviluppo che per uno di questi giovani diplomati è già una realtà lavorativa. La mia startup sto provando a mandarla avanti con tutti gli sforzi del caso, è a sfondo di locazione turistica in primis. Tutto questo incentrato sullo scambio culturale tra l'host, cioè chi ospita, e il turista. Non solo case vacanze o bed and breakfast, ma dare a chi ospita gli strumenti per raccontare il proprio territorio come stimolo al turista. E non è l'unico aspetto su cui il nostro sistema di accoglienza si deve aggiornare. Io sono moltissimi anni con il mio lavoro che su una cosa insisto su tutte: investire nella capacità di stare insieme.
Pochi istanti di pubblicità. Ed eccoci in studio in diretta per parlare dell'anniversario. Un anno fa, un anniversario triste purtroppo, un anno fa la morte a 38 anni di Sara Anzanello, la campionessa di pallavolo di Ponte di Piave, la cui storia è diventata un libro. Passano alcune musiche, ma quando passano una terra tremera. È un vuoto che non si può colmare. Diciamo che insieme con la famiglia, con i genitori Walter e Nicoletta, stiamo portando avanti un po' quello che Sara ci ha lasciato da fare e lo facciamo col cuore. Se n'è andata un anno fa Sara Anzanello ed ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore del compagno, Walter, dei genitori, ma anche nelle migliaia di fan che l'hanno applaudita sul parquet di tutto il mondo, apprezzando le doti sportive di una ragazza, straordinario talento della pallavolo, ma dotata anche di una rara umanità. Io mi ricordo quando andavo a vedere le partite, quando lei giocava a Novara e anche a Villa Cortese, era sempre l'ultimo a venire fuori. Ma Sara, dicevo io, 400 km da andare a casa, ma sai, io non posso lasciare i miei fan senza l'autografo, senza il selfie, senza il... cioè lei aveva sempre qualcosa per tutti. Tra le tante cose che Sara ha lasciato, una è destinata ancora a toccare il cuore di tutti, ma anche di chi la pallavolo non l'ha mai seguita. Chiamatemi ancora Anza è il libro che Sara ha cominciato a scrivere nel 2013, dopo il trapianto, di suo pugno, perché voleva essere lei e raccontare la sua vita. Ho preso niente altro che gli scritti di Sara, tutti quelli che lei aveva fatto, quindi tutti gli appunti, le agendine, anche a computer. Abbiamo riunito tutto e quello che si legge qua non è altro che come se fosse la penna di Sara che sta scrivendo. E così Sara si racconta dalla passione per il pianoforte da bambina, la pittura da adulta e poi l'incontro con la pallavolo, il successo ed il suo nome che entra nella leggenda del volley femminile. Un'eredità che dà alla famiglia la forza di andare avanti. Ci fa forza anche a noi l'impegno che ci ha lasciato lei da fare, da portare avanti il libro, i quadri, i contatti con tutta la gente che ci scrive. Quello è un'eredità grandissima. Se non avessi queste cose non potrei sapere come andrebbe a finire. E se ti dico un'altra cosa, il libro ancora finire di leggerlo. Sì. Mi hai lasciato da solo davanti al cielo. Vienimi a prendere, mi vien da piangere. Mi riconosci le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. Premiati ieri mattina a Treviso i migliori progetti su sport e disabilità nel Veneto. Utilizzare il legno degli alberi abbattuti da Vaia per costruire scivoli per la boccia paralimpica e consentire ai disabili più gravi di praticare questa disciplina. A progettarli con l'associazione Assi Sport i ragazzi dell'ITIS Assegato di Belluno, ambiente, sport e accessibilità, le parole d'ordine. Ci sono delle categorie che hanno bisogno quindi di queste rampe che sono state create in legno, fatte dai ragazzi della scuola e quindi abbiamo cercato di dare anche questo segnale ecologico a questo progetto. E segnali importanti arrivano anche dagli altri progetti premiati da Ascotrade con Comitato Paralimpico Veneto e CONI per la 6ª edizione di Mi Piace di Cuore. Ecco quindi il basket in carrozzina del CUS di Padova, il rugby sempre in carrozzina dell'H81 di Vicenza e il sitting volley dell'US Albertina di Zero Branco. A tutti è stato consegnato un assegno da 5.000 euro per centrare il proprio obiettivo. Siamo veramente molto contenti di quello che abbiamo fatto, del gran lavoro e delle grandi opportunità che abbiamo dato anche a tutti questi ragazzi. Testimonia d'eccezione l'atleta Asia Pellizzari, campionessa mondiale di tiro con l'arco di Marino di Piave. Il suo obiettivo è Tokyo 2020. Tokyo sì, è il mio obiettivo più grande, mi sto allenando e ce la metterò tutta per arrivare e speriamo che l'europeo del prossimo anno vada per il meglio, insomma. Adesso le notizie dal Bellunese. Cominciamo dal tema del lavoro e del tavolo ministeriale per la crisi ACC One Bau, il giorno dopo la rabbia a Borgo Valbelluna e in tutta la provincia per l'esito di questo vertice. In un
ci si aspetta che dopo soltanto 5 anni una realtà importante come l'avevamo in qualche modo conosciuta, quella della Wanbao, e soprattutto con un progetto strategico che aveva la necessità di avere una piattaforma in Europa, dica definitivamente di voler chiudere l'esperienza in Italia. C'è rabbia e delusione per l'esito del tavolo ministeriale convocato al Mise per la crisi ACC Wanbao, sconsiderato il comportamento del management cinese che ha deciso di mollare lo stabilimento di Mel. Nessun ripensamento, solo la dichiarazione di aver affidato a uno studio di consulenza di rilevanza internazionale la ricerca di nuovi acquirenti. Adesso tutti i passaggi successivi all'eventuale ricerca di un acquirente sono in qualche modo in mano a questa realtà che in questi 5 anni sinceramente non ha dimostrato di avere delle grandi capacità di carattere manageriale. In ACC il fiato resta sospeso, i lavoratori hanno partecipato alle assemblee indette dalla RSU per chiarire cosa accadrà di qui in avanti. 2 le commissioni indicate per il prosieguo della vertenza, per il monitoraggio della produzione, la prima, e per l'affiancamento ai consulenti individuati dall'azienda, la seconda. Per quest'ultima Ministero e Regione hanno scelto il nome di Maurizio Castro, già commissario straordinario di ACC, cui spetterà di vigilare e di verificare allo stesso tempo i nomi dei futuri acquirenti. Mel rimane l'unico stabilimento per il compressore ermetico e le condizioni del mercato sono migliori rispetto a quelle di 5 anni fa che garantirono l'ingresso del gruppo cinese, dice il sindaco Cesa. Bisogna però che venga fatta un'accurata ricerca di eventuali aziende interessate a questo acquisto e soprattutto il rilancio e soprattutto l'investimento sul prodotto. A Feltre invece un rimpasto di giunta a tempo di record, ma assicura il primo cittadino nessun terremoto. Non è stato un fulmine a ciel sereno, con Deborah Nicoletto abbiamo parlato nelle ultime settimane delle difficoltà da parte sua. Un lavoro impegnativo fuori provincia e l'impossibilità di proseguire il mandato affidatole dal sindaco Paolo Perenzin. Deborah Nicoletto ha lasciato la giunta di Feltre con una lettera inviata giovedì e a tempo di record, meno di 24 ore dopo il primo cittadino designato il successore. È un po' di tempo che con Deborah stiamo valutando e con Giorgia stiamo valutando e con i gruppi di maggioranza questa soluzione. Il sindaco ha voluto sgomberare il campo da facili dietrologie. La prova del 9 è proprio che sulla questione della mobilità del centro città la coesione da parte della Giunta e della maggioranza è sempre stata assolutamente solida e questa cosa l'abbiamo chiusa da ultimo con l'aggiornamento del piano generale del traffico urbano ancora in febbraio del 2019. Il volto nuovo in Giunta è quello di Giulia Licastri, 32 anni, origini bolognesi ma trapiantata da una ventina d'anni a Feltre con un curriculum corposo e una laurea magistrale in mass media e politica. Attiva nel volontariato e responsabile dell'area richiedenti asilo alla cooperativa Dumia di Feltre. Idee molto chiare, un progetto già pronto al decollo che riguarda i cittadini stranieri di seconda e terza generazione residenti a Feltre. Sono dei cittadini che non portano soltanto un apporto per l'inclusione, ma anche un sostegno economico perché appunto fanno girare la produzione locale. Ridistribuite le deleghe in capo all'ex assessore Nicoletto, commercio e attività produttive passano a Irma Visalli, mentre il sindaco terrà il referato della comunicazione. Sono iniziati e si concluderanno l'8 novembre i lavori per la realizzazione delle 2 isole ecologiche interrate in Piazza dei Martiri a Belluno. La prima fase dei lavori interesserà l'area a lato del Teatro Comunale, mentre nella seconda, che partirà il 18 di novembre, si opererà nell'area opposta della piazza vicino al parcheggio di moto e motorini. La nostra piazza, spiega il sindaco Massaro, si presenterà così ancora più bella e ordinata e sarà un biglietto da visita a livello dei grandi centri europei. Nel periodo del cantiere, per il quale si è resa necessaria l'autorizzazione della soprintendenza, il servizio di raccolta resterà garantito e le campane presenti non saranno rimosse ma semplicemente spostate in modo da non ostacolare i lavori del cantiere. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento fra pochissimo con 20 e 10 e poi questa sera 21:15 in prima serata come ogni venerdì torna a 40 la trasmissione che ripercorre i 40 anni di storia della nostra emittente con le straordinarie immagini d'archivio. E adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al meteo. Alta pressione dunque sarà un sabato all'insegna del bel tempo e di un clima davvero molto mite. Vediamo nel dettaglio la situazione del 26 ottobre. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato su tutti i settori, il cielo sarà sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso, specie sui monti del Bellunese.
Temperature minime tra 9 e 15 gradi, valori massimi compresi invece tra 20 e 22 gradi circa. Situazione sostanzialmente identica anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole dappertutto e cielo sereno. Non sono previste piogge particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 10 e 16 gradi, massime comprese invece tra 21 e 22 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui sarà bel tempo, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Diamo uno sguardo anche in questo caso alle temperature, le minime si attesteranno intorno agli 11 gradi, le massime tra i 23 e i 24 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.